serio relativo alle due traduzioni che abbiamo qua. Cioè una traduzione fatta in campidanese e una traduzione fatta in lingua sarda comune. Il problema molto grosso è nato nel momento in cui si è voluto dire che il sardo è uno e dei logudorese, il che è affermazione completamente arbitraria, che non ha un senso dal punto di vista storico, così come non avrebbe senso dal punto di vista storico ribaltare la cosa e dire il contrario, cioè il sardo e il campidanese, perché la stragrande maggioranza dei parlanti sardi si trovano in campidano ed è un'evidenza talmente tanto grande demograficamente che non c'è l'imbarazzo di doverla neanche smentire. E arriviamo a quella che è la lingua sarda comune, cioè questo prodotto di sintesi, ma di sintesi chimica vera e propria, cioè molto artificiale, che è una sorta di esperanto a tutti gli effetti a livello locale. L'esperanto era una lingua fatta artificialmente, portando dentro termini ed elementi di grammatiche diverse, una lingua che non era mai esistita prima di quel momento. La lingua sarda comune è la stessa identica cosa. È evidentissimo che parlanti di località diverse utilizzano la variante locale per parlare, i nomi degli animali su cui sono attestate delle forme differentissime tra di loro. Come potete pensare che a un villacidrese venga mai in mente di chiamare il pipistrello Sorighi Aladu alla logudorese quando Villacidro c'ha Sizimurreddu e lui è solo lui? Cioè, che senso ha un'operazione linguistica che come prima cosa ti stravolge una percentuale altissima di lemmi del vocabolario? Che operazione linguistica è soprattutto, se si sta parlando di un'operazione linguistica che deve salvare la lingua e che al contrario ti certifica la mancata salvezza di quella lingua per legge? Aggiungerei anche un'altra cosa: operazioni come queste, in cui Suvrincipeddu è presentato direttamente come variante campidanese, sono dal punto di vista filologico e della tutela le uniche operazioni sensate. E vi faccio anche notare l'anomalia di ciò che è avvenuto in Sardegna in questi ultimi anni, in cui la legge ha spinto soprattutto perché si producessero documenti in sardo e si è posta il problema di unificare la lingua perché venivano fuori documenti unificati. Ma voi conoscete un altro esempio nel mondo in cui si è salvata una lingua producendo documenti? Le lingue si sono salvate in due modi, sostanzialmente, ampliando la platea dei parlanti, ed è quello che è stato fatto adesso, quindi salvandone l'oralità, ed è un elemento, e poi l'altro elemento è salvaguardando gli autori. Le lingue esistono in una forma orale finché hanno dei parlanti che parlano e in una forma scritta finché hanno degli scriventi che scrivono, ma non documenti. Hanno degli scriventi che scrivono, che traducono, che fanno vivere la lingua nelle forme artistiche, non nelle forme giuridiche. Le forme giuridiche sono tutte quante conseguenti, è impensabile che una forma giuridica possa avere la ricaduta poi dopo di creare dei parlanti o di creare degli autori, non può essere. Perché la forma giuridica come prima cosa ha un grosso limite, ed è un limite di registro. La forma giuridica procurerà un registro di tipo giuridico-amministrativo e da lì non si esce. La forma artistica no, perché la forma artistica si esplica poi dopo in tutti quanti i livelli. Io posso produrre in arte tranquillamente una commedia, ma posso fare una tragedia. Uso tutto il campionario della lingua, uso tutte le inflessioni e soprattutto uso le inflessioni che io conosco. Mi pongo un altro problema: io mi sono visto il libro e l'ho apprezzato soprattutto per un motivo. L'ho apprezzato moltissimo perché nel libro ho pensato subito una cosa che poi farò, cioè ho detto: se mio padre lo legge lo capisce. Guardate che non è una cosa di poco conto. Il grande problema del sardo scritto oggi è questo, ma i nostri anziani lo capiscono. I nostri anziani non sono degli analfabeti, sia ben chiaro. I nostri anziani, tra le altre cose, quella lingua lì, a differenza mia, ce l'hanno come lingua madre. Ma se uno che ha il sardo come lingua madre non capisce quello che gli stai dando scritto, chi dei due avrà sbagliato? Tu che hai scritto o lui che ti sta leggendo? E quel problema bisogna metterselo. Nel momento in cui ti dicono: ah, Gastia, Deo non do l'uliggi, non do l'ubiva, e poi tadanti lo comprendo. Cioè, tu che sei il parlante naturale di quella lingua, leggi l'unione in italiano, ma mi dici che davanti a un testo sardo ti arrendi e non lo capisci.
Bisogna ascoltare finché ci sono le persone che hanno avuto l'opportunità di parlare il sardo come lingua materna nelle indicazioni, cioè qualsiasi cosa si faccia probabilmente va sottoposta come vaglio ai parlanti.